Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Yandere Simulator e facciamo frame mod. Chiamo pubblicità, vabbè. 19%, 20%. Dai, subito 100%. Ragazzi, speriamo che mi sentite perché tengo la voce bassa, che grido sempre. Quindi vediamo che abbasso la voce qua. Allora, la missione di oggi che dobbiamo fare è una missione difficile che si scarica proprio il telefono. Allora, dobbiamo uccidere tutti gli studenti, pure le maestre, no? Dobbiamo uccidere tutti senza che loro chiamano i poliziotti, quindi è meglio che non li chiamano. Dobbiamo ammazzare pure questi qua del club bulli, che sono due poi, vabbè. Quindi io preparo tutto. Allora, dobbiamo ammazzare alle 15:00 quello là, no? E quindi no? Mo bicatto faccio e lo metto qua. Poi andiamo su impostazioni 15:0 e mo divento. Devo aspettare, devo cliccare sempre. Cliccato, va 12. Ok. Cosa è successo? Fammi vedere. Ah, staranno in sala pranzo. Oddio. Seguiamoli perché non lo so. Dove sta la sala pranzo, quindi ma stanno andando nella stessa parte. E stanno qua nella sala pranzo. E avevo trovato pure un coltello qua su questa tavola. Però guarda quante persone, pure le maestre. È meglio che li uccidiamo qua dentro perché c'è un sacco di gente, pure le maestre. Vediamo pure i bulli. Cominciamo a ammazzare quelli là del club. Tanto non dicono niente quelli là del club. Ammazziamo. Ok. Oddio, te la faccio, mamma mia. Ok. Ok, faccio. No, play. Entrace. E mi vado a pulire. C'è pulito. C'è pure un'altra nel club e la devo ammazzare. Ok, mi cambio vestito. No. Questo dai. Andiamo. Ok. Aspetta. Prende qui. Oddio. Che è successo? Oddio, sono grande. Ok, visto che sono grande.
Dopo bevo picciolisco. Allora, se le 12 mi sto scocciando perché non sto ammazzando più a nessuno. Un'ideonissima. Allora, io non posso entrare dentro a queste case, ma posso entrare nel supermercato e ho visto che c'è una persona e quindi andiamola ad ammazzare. Andiamo qua e allora possiamo entrare in supermercato, possiamo entrare in questo, c'è un parrucchiere, che ne so, comunque c'è un parrucchiere in quel posto, eccolo, vedete? Questo è un parrucchiere, però non posso entrare, vabbè, tanto c'è una maradina. Devo andare a ricciolire, dai. Avete visto quella persona? Se avete visto quella persona, lasciate like. 5.000 like dovete lasciare. Se avete visto una persona. No, noi diventa piccolo. Ok, mo possiamo entrare con questo coso. Eccola qua. Possiamo, perché mi voglio cambiare un poco. So che fanno schifo le acconciature, però non considererebbe no. Ed è questa il colore, chiamala B per cambiare colore. Ok, raga, scegliete voi sotto ai commenti, perché io non so. Biondi, scegliete voi. Io mi metto quel colore di prima. Comunque scegliete voi. Tanto faccio un altro video. Scegliete voi comunque. Allora, gli occhi scelgo io. Sono rossi come fuoco. No, il trucco non lo voglio. Come fuoco. Ok, prendiamoci no, chi... L'ho preso. Ma come cacchio l'ho presa? Si vede pure lontano. Ma non ne possiamo. Ok, go. Ok, raga, vi devo far vedere una cosa. Ho già conquistato il senpai, no? Da quando ho scaricato questo gioco già l'ho conquistato il senpai. Allora. Ma perché no? Ma dove sono? Stanno dentro le casse. Vado la cassa del senpai. Comunque io già la so la classe perché ci gioco quando avevo 6 anni. Posso fare questo se no. Eccolo qui. Come vedete si chiama Yamonto. Infatti posso fare kiss. Che è questo qua. Guardate, già l'ho conquistato da quando scaricate il gioco e quindi ci vediamo dopo. Ok. Allora, prendiamo... No. Stanno gli ottimi... Ah, giusto, però devo uccidere quando loro scappano. Anzi, li uccidiamo al prossimo video. Uccidiamo. No. Speriamo. Maro, che paura. Facciamolo fuori. Facciamolo immediatamente fuori sto coso. Dove stava? Raga, vi devo... Ah, è morto. Non lo posso far vedere. Devo nascondere qui dentro. Questo è un bug incredibile. Ma che cos'è sto bug? Raga, è un bug questo.
Si è levato? No. Non si leva. Stanno i piedi fuori. Sto vedendo. Mo vedi che si può compare tutto. C'è. È un panco incredibile. Non so dove lo metto questo. Cos'è? Allora posso mettere le ali per volo e lo butto fuori dalla mappa al prossimo video. Per qua devo lavare. Metto il sangue per questo. Vero. Che tengo un pizzino qua. Mettete qua un pizzino. Allora quindi voglio andare io là dentro. E la fine per raga. La fine. La fine. Oddio. Sto qua dentro. Penso che non muoio. Vediamo. Aspettiamo. Domani faccio un video su Roblox Adopt Me, perché non l'ho fatto quell'altra volta, quindi devo vedere come si leva sto bug. Poi dopo domani, già vi ho detto, faccio un video sugli andere. Comunque non sono morta. Allora, non sono morta, non so perché. Allora raga, visto che devo concludere, no? Non concludo, faccio 16:00, che ora siamo a 12. Ah, siamo a 12, io pensavo stavo a 15. Vabbè, 15:00. Io voglio fare tutto pieno di sangue, il mondo, però non posso fare perché stanno gli studenti che io poi dicono che la colpa è mia. Perché io... Ma come non ci sono le persone? Allora prendo la scena da tutti, Prendo la scena. Tu vieni qua, non è che state soltanto in classe. Se stanno venendo. Boh, che ne so io. Quando concludo io mi cambio vestito perché devo concludere, no? E quindi siamo a 13, 24. Perché non vengono? Che sono mosci? Perché non si mettono le ali e volano? Si vengono più presto. Allora, io non so il perché questo fatto. Cosa è successo? Non mi dire che se ne stanno andando cadaveri. Infatti non era colpa mia. Gna, sentite sto rumore? No. E lo sai questo rumore? Io, no? Ho ucciso le persone. E hanno chiamato i poliziotti, quindi loro vengono col cadavere, no? Che ho messo là. E mo hanno visto i video di merda, mamma mia. Comunque non sono di merda. Perché alcuni video mi piacciono, cioè, alcuni no. In effetti video di Lion, Casson, hanno trovato quel cadavere. Vedete dove arrivano? Ah, lo so dove arrivano. Da qui. E te pareva. Ma poi perché fanno così? Pum, e spawnano. Poi si abbaggano, fanno... Poi... Raga, la prossima volta picco finto. La prossima volta vi faccio vedere che mi ammazzano con la sua pistola. Ho capito. E ragazzi, possiamo concludere? Sì. Da cambiare vestito.
Dove entrarci? Ok, eccolo. Ma io perché corro così e loro così? Non devo portare. Ora c'è a cambiare vestito. No, questo. Mamma mia, quel vestito lo odio, quanto lo odio. Detto che questo qua è carino. Cammino come loro. Cammino come loro. Andiamo in una parte carina. Andiamo, per concludere. Andiamo qua. Leviamo le ali. Raga, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like e iscrivetevi attivando la campanellina. E ciao!